Ma è proprio vero che l'ansia può creare tutta una serie di disturbi psicofisici anche molto intensi e persistenti nel tempo? Beh, la risposta è ni. Non è l'ansia direttamente che crea il dolore, ma è il sistema nervoso centrale. Quindi ovviamente le emozioni represse e di preoccupazioni che girano e rigirano nella nostra mente, anche in modo inconscio, vanno a dare un'allerta al sistema nervoso centrale, che è il nostro cervello. Ci sono ovviamente tutta una serie di ripercussioni fisiologiche come contrazione dei muscoli, contrazione della zona insomma cervicale e anche della zona della testa con cefalea tensive, cervicalgia. Quindi andando poi a ripercuotersi il tutto verso il cuore, quindi con tachicardia, ovviamente se ci sono contrazioni nel livello della cervicale ci sono tutta una serie di sintomi come quelli di sbandamento o senso di insomma stare un po' in barca. Quindi la cervicale, l'ansia, le preoccupazioni, le sensazioni allo stomaco sono tutte intersecanti, cioè vanno tutte poi a unirsi ad un sistema nervoso ipersensibile. I dolori psicosomatici alla fine sono creati da ansie, ansie da traumi passati, da costanti rimuginazione di pensieri ossessivi, compulsivi, negativi. Quindi come ce ne liberiamo da tutto questo? Facendo principalmente un percorso, uno educativo, dicendo e capendo insomma che non sei in una situazione grave, sono situazioni che insomma si risolvono magari con un po' di tempo, ci vogliono magari dei mesi, ma si risolvono e tutti possono risolverle se sono affiancati queste persone ad un percorso olistico, mente-corpo. Non fare quindi l'ennesimo sbaglio errore di andare a risolvere tutte queste questioni dal punto di vista fisico, perché non è la modalità giusta, te lo dico io perché ho perso tantissimo tempo e lo vedo far spesso da tanti clienti che soffrono di dolori cervicali o psicosomatici in generale. Non terapie manuali, ok? Un percorso olistico, questo è essenziale.